nasce a San Mauro di Romagna nel 1855 e vive un'infanzia spensierata fino all'assassinio del padre. Dopo l'assassinio del padre, infatti, morirono la madre, una sorella e un fratello, questo incise molto sulle opere del poeta. Dopo aver finito il liceo partecipa alle lotte rivoluzionistiche, no? Professore, sì. Le lotte di rivendicazione, cosa del genere, professore? Rivendicazione. Non mi ricordavo la parola, professoressa. Di rivendicazione sociale. Partecipò alle lotte di rivendicazione sociale, ma presto finì in carcere. Uscito dal carcere. Uscito dal carcere decise di abbandonare la politica e di dedicarsi agli studi. Appena si laureò, si insegnò ai licei di Matera, Massa e Livorno.